Un forte richiamo alla conversione per riscoprire nella vita di ciascuno la presenza di quel Dio che Maria ha saputo vedere e accogliere. Lo ha chiesto il vescovo che nella vigilia della solennità dell'Annunciazione è salito al santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari per celebrare l'Eucarestia. Prendendo spunto dalle letture della domenica, Monsignor Tanasini ha affiancato la figura di Maria a quella di Mosè che riconosce il Signore nel roveto ardente. Maria ha saputo riconoscere la presenza di Dio. Ha saputo riconoscere che l'annuncio veniva da Lui, ha saputo rendersi conto che si compiva un mistero grande nella sua esistenza e si è messa a disposizione. Eccomi, sono la serva del Signore. È diventata lei stesso il roveto ardente, è diventato lei stesso il luogo della presenza di Dio nel suo Figlio che si è fatto uomo. Maria è stata capace di stringere quel legame tra Dio e gli uomini, ha commentato il vescovo, il quale, sempre prendendo spunto dal Vangelo, ha spiegato come i fatti tragici raccontati dall'Evangelista Luca, l'uccisione da parte di Pilato di numerosi Galilei e il crollo della torre di Siloe con la morte di 18 persone, per i cristiani non sono un pretesto per sentirsi assolti a fronte di peccatori vittime di un castigo, ma un invito alla conversione che il Signore rivolge a tutti. Il Signore ci dà il tempo per convertirci. Sembra quasi di poter dire Gesù stesso chiede al Padre di darci tempo per convertirci. Il fico che non dà frutto sono io. Il Signore mi dice io ti curo ancora, ti zappo intorno, ti do quello che è necessario perché tu possa portare frutto. Non lasciare passare questo tempo inutilmente. Prendilo sul serio. Il tempo non è indefinito, bisogna decidersi.